Belpiano è pronta ad ospitare i ragazzi dei campi delle parrocchie della diocesi, ma anche famiglie e tutte quelle realtà associative che vogliono vivere qui il tempo di vacanza a stretto contatto con la natura in un contesto accogliente, curato e raccolto. Riaprono le strutture della località di Borzonasca, non si chiamerà più Oasi, ma Campus, per quello che vuole ritornare ad essere un luogo educativo e di aggregazione per le giovani generazioni e non solo. Abbiamo scelto questo nome proprio a indicare i campi di, diciamo, scuola, una volta li chiamavano, chi li chiama vacanze, però sono momenti assolutamente formativi. Gli obiettivi per la fatica bella che stiamo facendo, che abbiamo fatto qui a Belpiano Campus, sono due. Il primo, il recupero di una piena armonia con gli abitanti del paese e delle frazioni, perché non deve essere un'attività malgrado loro, ma con loro e diciamo anche a loro vantaggio. E contemporaneamente con la stessa importanza che fossero a servizio della pastorale giovanile, diciamo in senso ampio, comunque della pastorale, perché avendo dei numeri abbastanza importanti, questo potesse servire a vantaggio di chi ne ha bisogno. In queste ore si stanno portando avanti gli ultimi ritocchi, fra 15 giorni arriveranno i primi campi estivi, mentre ci sono ancora disponibilità per i mesi di agosto e settembre. Le prenotazioni si effettuano direttamente al nuovo responsabile, prete Rinaldo Rocca. 75 in tutto i posti letto a disposizione, oltre agli spazi esterni e il salone. Abbiamo fatto un grosso lavoro diciamo, di rimessa in ordine, di adeguamento, di aumento dei posti letto autorizzati, bagni, rinnovo di praticamente quasi tutta la parte delle masserizie e quindi diciamo non siamo perfetti perché siamo un po' in fatica a quei tempi e fra 15 giorni cominciano ad arrivare i ragazzi. Voglio ricordare anche i due bei campi da gioco che ci sono, uno polivalente e uno soprattutto da calcio e un bel grande salone che permette di fare attività